Benvenuti a Kame Treviso Mantova, ben ritrovati da Marco Pagano con un importante snodo salvezza questa sera per la Kame. L'obiettivo è quello di allungare verso la salvezza diretta senza passare dai play-out. L'obiettivo invece del Mantova è catturare invece punti importanti per provare ad agguantare la posizione play-out. In questo momento è terzultimo il Mantova, pronti a iniziare questa serata insieme dal Pala Cicogna, una giornata iniziata già nella serata di ieri con il successo del Genzano. Qui primo tentativo, l'affondo, subito vincente, il Mantova è avanti, Donadoni sotto la traversa, 1-0. Ha bruciato il tempo su questo tiro Felipe Donadoni, che si è coordinato benissimo dal limite, ha trovato l'angolino. Palla recuperata alta con Giappa Vieira, murato nel tentativo, sarà calcio d'angolo. Donin, è entrato anche Sutton, sponda Donin, la risposta dell'ex 1-2 micidiale con Giappa Vieira ed è già 1-1. Ottima la sponda di Giappa Vieira, sinistro imprendibile, è entrato anche Gargantini da davanti al posto di Giappa Vieira. Cabeza, se ne va Cabeza col mancino di poco a lato, lo squillo del Mantova. Kaique in avanti, appoggio per Cabeza che termina a terra senza fallo, riparte allora Gargantini in area di rigore. Murato dall'uscita di Tondi, sponda per il rilancio in avanti, Ferreira anticipato, Gargantini torna sul possesso, André Ferreira, lo smista sotto porta, Ciccato, Misael, ma dentro chiude l'1-2, Misael sull'esterno della rete, Misael, Donadoni, triangolo complicato che si chiude, Misael, murato da Fior, 3:34 all'intervallo, Donin, gran giocato, 1-2, Donin, palo pieno, gran giocata di Enrico Donin e palla stampata sul palo. Torna ad affacciarsi in avanti con maggiore frequenza la squadra di Roccia, qui Antoniazzi e il muro di Tondi in calcio d'angolo. Donin, conclusione precisa e letale, la doppietta dell'ex, la Kame Treviso la ribalta e adesso è avanti 2-1. Ultimi 33 secondi, palla dentro l'area e Giappa Vieira ci mette la firma, 3-1 Kame, liberissimo dentro l'area. Non può fallire il capitano della Kame Treviso che fa 3-1 e adesso si riparte dal 3-1 per la Kame, un risultato molto importante. Antoniazzi, un'altra palla invitante, Azzoni cerca la sponda, poi si gira e lo fa benissimo, la Kame è avanti 4-1. Giocatona di Azzoni che nel traffico, spalla alla porta, si gira alla perfezione. Cabeza smista, allarga per la conclusione e il gol che riapre la partita. Torna in gara il Mantova, 4-2, la rete di Misael sulla giocata di Cabeza. Movimento di Achilli, si va dentro per Ceccato, spostato senza fallo da Gargantini che riparte, dribbling non riuscito su Kaique, palla invitante in profondità e Bissoni non la tocca, palla sul fondo. Cabeza col tacco, palla dentro per Leleco e resta lì Leleco, murato nel secondo tentativo, calcio d'angolo. Rilancia lungo con le mani Antoniazzi, mette a terra, prova a spingere Antoniazzi sul fondo. Bissoni prova a chiudere il triangolo, la salita di Sutton, altra grande chance per la Kame per provare a mettere il sigillo a questa partita. Sutton calcia e colpisce in pieno la traversa. Kaique dentro, Donadoni anticipato, l'uscita e il rilancio con Leleco che ci mette la testa e salva di fatto una traiettoria pericolosissima. Leleco
Misael, libero per il sinistro, la parata di Fior. Cabeza, palla dentro per la conclusione, murata da Fior, palla che resta lì pericolosa. Cabeza a terra, si lamenta, prova a ripartire adesso la Kame. Cabeza, Donadoni, ultimi 5 minuti. Palla invitante per la conclusione di Leleco e vola Fior. Largo Donadoni, servito. Conclusione di Donadoni, smorzata. Fior prova ad uscire con rilancio lungo verso la porta di Fior. Una palla di poco a lato. Ceccato, allarga, conclusione. Da parte di Mascherona. Gargantini ad inseguire questo pallone, lo tiene in campo. Gargantini prova a girarsi in mezzo al traffico. Lascia il pallone per Sutton e conclude e Tundi risponde presente. Non passa sul tocco di Luisinho. Misael perde il contrasto, palla che resta lì, pericolosa con Leleco che sterza Leleco. Murato da Fior. Alla fine si accende anche una mischia tra i due e adesso animi molto accesi. Fallo fischiato in attacco e quindi Luisinho ha la chance adesso per provare a chiuderla. Parte Luisinho, il muro di Tondi. Leleco e Cabeza. Leleco tocca, conclusione all'angolino, 4-3 a 2 secondi dalla fine. Mascherona 4-3. Ultimi 2 secondi di tensione al Palacicogna. Palla rinviata in avanti e non c'è più tempo. La Kame Treviso vince 4-3, allunga in classifica e vince per la terza volta consecutiva, confermandosi in piena forma oggi contro un Mantova che ci ha provato ma raccoglie ancora una sconfitta, la quinta consecutiva.